La richiesta è stata presentata. Rinvio a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa per Raffaele Angelo Lombardo, presidente della Regione il primo, deputato nazionale il secondo. La Procura di Catania dà seguito a quanto deciso una settimana fa dalla GIP Luigi Barone, che aveva disposto l'imputazione coatta nei confronti dei due, respingendo la richiesta di archiviazione presentata dall'accusa. L'atto è stato depositato ieri, ma la notizia si è appresa oggi. Intanto Lombardo va all'attacco. Il governatore si querelerà per calunnia nei confronti dei pentiti che lo accusano di voto di scambio nel procedimento che ha portato alla sua imputazione coatta e di suo fratello Angelo. Lo annuncia lo stesso governatore, che si affida alla giustizia che li condannerà per sciocchezze che dicono. Lombardo invita i collaboratori di giustizia a citare almeno uno dei favori fatti loro, ma non lo possono fare, aggiunge, perché non ne esistono. A questa gentaglia, afferma il governatore in un'intervista a un quotidiano, non ho dato confidenza né direttamente né indirettamente e mi fa schifo perfino che debbano pronunciare il mio nome. Il presidente della regione siciliana contesta in particolare le dichiarazioni del pentito agrigentino Maurizio Di Gati, per un breve periodo capo mafia provinciale, citate nell'ordinanza del GIP Barone. L'ex barbiere di Racalmuto rivela di aver sostenuto l'MPA nel 2004, quando ancora il movimento, aggiunge Lombardo, era nella mente di Dio, in quanto nacque nel dicembre del 2005 e le elezioni sono nel 2006. Sull'aggressione a suo fratello Angelo, che riferisce il pentito Eugenio Sturiale sarebbe stato picchiato dalla mafia per non aver dato seguito alle promesse fatte prima della campagna elettorale delle regionali del 2008, Lombardo sostiene che ci sono le cartelle cliniche, che dimostrano che è stato ricoverato 3 volte nell'arco di 2 o 3 anni per gravi crisi ipertensive e non per lesioni.